Comuni del Bassanese pronti a festeggiare l'Epifania con tanti eventi per coinvolgere bambini e famiglie e, oltre alle calze, torna in molte zone anche il tradizionale Rogo della Veccia. A Romano de Zelino il 6 gennaio doppio appuntamento con la Befana dei bambini a San Giacomo e a Sacro Cuore per poi lasciare spazio alla musica con il concerto dell'Epifania. A Cartigliano il 5 gennaio si gioca a tombola in Villa Morosini Cappello, mentre sabato arriveranno i Re Magi con la consegna delle calze a tutti i bambini. A Rosà, grande festa il 5 gennaio nella chiesetta di San Pietro, per poi lasciare spazio il 6 gennaio alle celebrazioni con gli alpini di Cusinati e San Pietro e numerosi quartieri che daranno fuoco alla Befana. Tezze sul Brenta festeggia domenica 7 gennaio al Parco dell'Amicizia con i bambini della scuola materna e tutta la cittadinanza. Festa anche a Rossano Veneto con Befana in Villa Caffo sabato 6 gennaio. Confermati gli appuntamenti tradizionali della sera del 5 gennaio nell'Alta Padovana, a Santa Croce Bigolina, frazione di Cittadella, Carmignano di Brenta, Rustega di Campo San Piero, Santa Giustina in Colle e Murelle di Villanova. Anche l'altopiano si appresta ad accogliere l'Arzilla Vecchietta con appuntamenti per il 5 gennaio a Tresche Conca, Enego e Roana, mentre il 6 gennaio si festeggia a Gallio, Asiago e Camporovere.